E allora benvenuti ancora a Calcio e Mercato, siamo qui con voi a raccontarvi di pallone e oggi apriamo con una notizia sensazionale. Innanzitutto ringraziamo mister Franco Gagliardi che è qui con noi, come oggi, come al solito. Buonasera. Avrà il forcone, ci farà i chiodi, si dice o no? Bisogna essere in forma con Tu voi. lo sei sempre stato. Parleremo con Attilio Malena che ci racconterà dal calciomercato, dal live, dal vivo. Attilio, ci sei? Puntualissimo come non mai. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. E Vincenza Viviana, no? Vincenza Gallo, che gli passiamo subito la parola perché c'è una notizia bomba in apertura. Subito a te, vai Michela. Allora Pippo, io con estrema gioia possiamo confermare che la società Cosenza Calcio comunica ufficialmente di aver acquistato il francese Issam Sakho, classe 97, quindi ufficialmente calciatore del Cosenza Calcio, vestirà quindi la maglia rossoblù e resterà con il Cosenza Calcio fino al 30 giugno 2021. Perfetto, quindi Sakho siamo stati i primi a darvelo, ve l'abbiamo dato, anzi diamo i meriti ad Attilio Malena che è stato il primo a dare le indiscrezioni, l'abbiamo data da questa emittente, siamo stati i primi a dare la notizia bomba. Sakho è qui già a Cosenza, avete visto le immagini con lo striscione e passiamo subito ad Attilio perché Attilio, come dice chiodo scaccia chiodo, in Calabria è successa un'altra cosa molto ma molto importante, non ve lo dico io, ve lo dice Attilio Malena, è tutto tuo alla telecamera, vai Attilio. Beh, assolutamente, perché la copertina, e non potrebbe essere altrimenti, di queste ore se la prende il Crotone. Giovanni Stroppa ha chiesto rinforzi e puntualmente la società lo sta accontentando in queste ore. Vanno definiti gli ultimi dettagli, ma manca solamente il crisma dell'ufficialità per l'arrivo di Rispoli sulla corsia di destra, tutto fatto con il calciatore, ripeto, manca solamente qualche dettaglio da sistemare con il Lecce e poi Rispoli diventerà un calciatore del Crotone. Vi abbiamo raccontato 2 giorni fa, in assoluta anteprima dell'offerta ufficiale del Crotone nei confronti di Emanuele Riviera. Emanuele Riviera ha detto sì alla proposta dei pitagorici. Il prossimo anno l'ex calciatore del Cosenza sarà un baluardo dell'attacco di Giovanni Stroppa, pronto un contratto biennale. Stesso discorso, contratto biennale per Luca Cigarini per la Mediana. Sempre per quanto concerne il Crotone, in arrivo Enrique in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona, diritto di riscatto che dovrebbe essere fissato intorno ai 5 milioni di euro, ma non è finita qui perché il Crotone è ad un passo anche da Vulic, un nome che abbiamo speso il 5 di agosto e sta cercando discorso avanzato anche in questo caso per quanto riguarda un altro giovane prospetto, un altro attaccante seconda punta, classe 1999 che potrebbe arrivare a questo punto dallo Standard di Liegi. Mi riferisco a Draguš. 5 colpi chiusi in canna, per cui manca solamente il crisma dell'ufficialità, e Draguš per cui i discorsi sono già avanzati. Tra centrocampo, difesa e attacco con Emanuele Riviera il Crotone si è scatenato. Beh, come al solito siamo puntuali e precisi e non vi diamo indiscrezioni ma dati di fatto perché si stanno dimostrando tutte le nostre anticipazioni non solo vere ma quanto confermate e ufficializzate. Mister Gagliardi, e allora il Cosenza apre con il botto un mercato che dobbiamo dire che ancora è in itinere. Il Crotone ha dato la scossa perché Riviere, Rispoli, Magajan e gli altri che stanno arrivando significa che giustamente non si perde tempo, anche se c'è poco tempo. E il tema che si è discusso in questi giorni, si gioca il 19, oggi ne abbiamo 5, 2 settimane basteranno? Ma intanto dobbiamo fare i complimenti al Crotone che si è mosso già in anticipo in funzione del suo voler partecipare in maniera degna al campionato della massima serie. Sono convinto che i giocatori che sono arrivati non sono arrivati come ripiego ma come scelta. E questo la dice lunga sul modo di operare di questa società che si può permettere di retrocedere e poi risalire subito in Serie A. E questo dovrebbe essere da insegnamento per tutti, penso, no? Perché il fatto di fare un colpo, 2 colpi, 3 colpi subito in un contesto molto difficile come quello della pandemia attuale, che ancora non abbiamo del tutto superato, vuol dire che nel momento in cui si svolgono i campionati
non si sta mano in mano, no? C'è sempre un buon lavoro di base e questo la dice lunga se poi magari si centrano obiettivi importanti come una permanenza in A oppure una vincita di campionato. Questo deve essere da insegnamento per tutti. Facciamo gli auguri anche al Cosenza, che mi pare, non ho capito bene la frase, voglio essere un pochettino, ha acquistato, forse è improprio, ha tesserato un calciatore, perché poi dopo l'acquisto ho sentito che c'è una scadenza al 2021, no? Assolutamente. E allora io ho sentito Rivière tanto tempo fa che era stato acquistato Sì, e, un anno di contratto. e adesso invece è al È Crotone. a scadenza di contratto. E Tutino è stato acquistato e adesso... Cioè, non vorrei che quando si parla di tesseramenti venisse a essere detto che c'è stato acquisto, perché l'acquisto significa esborso di denaro e tesseramento per almeno più di un anno. Io dico tesseramento. E il Cosenza deve continuare su questa falsariga perché, anche se ero stato un po' piccoso, devo dire che ha sempre centrato obiettivi. E allora bisogna dare fiducia anche su questo tipo di discorso che viene intrapreso anche quest'anno dalla società, in concorso di una crisi difficilissima che non so se all'inizio del campionato andrà a terminare. Assolutamente. E allora abbiamo in collegamento telefonico mister Giacomo Zunico. Benvenuto mister. Ciao Pippo, tutto bene? Tutto bene, qui con noi c'è Franco Gagliardi e Vincenza Gallo e stiamo un po' addentrandoci. So che sei qui. Ciao. L'avevo riconosciuto dalla voce. Ciao Giacomo, ciao. Ciao. E so che sei qui a Montalto per uno stage, stai lavorando, ovviamente non ti fermi mai Giacomo in giro per il mondo, ma raccogli, voglio dire, giovani promesse. Ci proviamo a vedere visto che in Calabria non è mai uscito un portiere calabrese, vediamo di farne uscire qualcuno. Assolutamente, tu tra altre cose Saracinesca di Cosenza, Catanzaro, hai fatto Serie A, hai fatto Coppe. Giacomo, stai vedendo il calciomercato, ovviamente ti chiamiamo perché come spero e penso tu stai seguendo il calciomercato delle calabresi e questi ultimi due colpi, Sacco per il Cosenza e Rivière che arriva a Crotone, danno un po' la scossa a un mercato che sembra, non dico fiacco, ma tutti si stanno guardando in giro, possiamo dirlo, causa Covid. No, io dico che lo sappiamo che poi alla fine il Cosenza la squadra la farà. L'anno scorso tutti quanti dicevano che il Cosenza non era una grande squadra, io in un'intervista dissi secondo me il Cosenza è una grande squadra, poi l'ha dimostrata nel dopo Covid perché giocatori come Atenzio, come Rivière, attaccanti del genere, come Bittante, come Baez, giocatori in mezzo al campo importanti, alla fine poteva dire la sua. Fortunatamente è venuto fuori il valore del Cosenza nel dopo Covid e si è tirata fuori. Adesso sicuramente saranno lì in attesa di cercare di fare qualche colpo giusto, qualche giovane importante, qualche giocatore di categoria importante e si formerà la squadra. Assolutamente. E tra le altre cose volevo aggiungere con un pizzico anche di come dire, gelosia, la Regina sta facendo cose grandi, sta facendo uno squadrone. Abbiamo scoperto pure che il no di Rami era legato al fatto che stava per glissare e approdare al Boateng, però alla fine anche la Regina che affronterà una Serie B tutta nuova dopo gli anni di purgatorio che ha passato. Sì, però pagherà sempre lo scotto della neopromossa, no? Anche se le neopromosse di solito, non cambiando molto, fanno dei grandi campionati. Non ci dimentichiamo il Cosenza di Giorgi, il Catanzaro di Guerini, che noi eravamo tutti ragazzi che venivamo dalla C con 3-4 innesti, abbiamo fatto bene. Il Cosenza di Di Marzio, poi promosso in Serie B, allenatore Giorgi con 4-5 innesti, fece un grande campionato. L'importante è l'amalgama, è trovare una squadra già rodata. Se il Cosenza avesse avuto la forza di mantenere questo gruppo che ha dimostrato di essere coeso, magari anche perdendo qualche pezzo importante, però mantenere la maggior parte dei giocatori e sostituire con qualcun altro, sicuramente si sarebbe trovato avvantaggiato, no?
Assolutamente, lo diceva anche mister Gagliardi, a cui giro la palla, perché abbiamo chiuso la scorsa stagione, dopo questo miracolo, questa cavalcata di 5 partite vinte di fila, dei record del Cosenza finite sulla BBC. Mister Gagliardi la prima cosa che ha detto... dice, Ma Giacomo, io voglio dire qualche cosa a Giacomo. ti devo dare i meriti, mister. Giacomo è uno che ha giocato, ha anche ottenuto meno di quanto in effetti meritava, perché un ragazzo che si è legato molto all'ambiente e alla squadra nelle quali ha partecipato. E questo non depone bene, cioè ti fa, poi alla fine ti manca qualche cosa. A lui manca molto riconoscimento per quello che era la sua persona come calciatore. No, io un anno Zaccheroni mi voleva portare a Udine con lui in Serie A, ma adesso e io rifiutai per rimanere a Cosenza quell'anno lì. Certo, Siamo partiti io con Silico e poi è arrivato Mutti. Certo, ma io ti riconosco comunque il fatto di averti rivisto Vabbè, oggi. mister, noi abbiamo lavorato insieme, quindi mi ma oggi bene come ragazzo. Giacomo, io ti sto facendo elogi ancora di più per quello che stai cercando di fare adesso, nel senso che ti sento impegnato su campi minori e questo la dice lunga della tua capacità di poter rimanere a certi livelli nel calcio che conta anche da oggi in avanti. Ed è il mio augurio. Grazie, mister, un bacio. Mancano solamente i bacini, tutti e due, siamo a posto perché... Giacomo è un bravo ragazzo, Giacomo è stato troppo bravo. Ha fatto anche l'allenatore del Cosenza Calcio. E il fatto che inizia... No, io non ero bravo, mister. Eri una brava persona calcisticamente parlando, poi... Io ero bravo di cuore, ma in campo ero un cattivo. Certo, ma io ti sto dicendo che eri una brava persona che nel mondo del calcio ha avuto dei riconoscimenti inferiori, minori da quelli che meritava. Io facevo sempre gli interessi della società. Certo, è per questo che ti elogio e ti continuo a invogliare sulla strada che stai intraprendendo. Io dovevo andare incontro contro l'allenatore, perché l'allenatore secondo me in quel momento lì comprometteva quello delle sorti della società. Bravo. Perché poi alla fine era la società che pagava me, era la società, se le cose andavano bene era contenta, ero sempre, anche andavo pure contro la società, perché a volte se le società non si comportavano come si doveva comportare, io ero un giocatore che guidavo il gruppo. Sicuro. Io quando mi mettevo contro la società, poi ai miei compagni chiedevo il massimo. Sicuro, ma nel momento in cui ti metti contro la società, poi il campo risponde. Certo, ma io ti invito ancora a continuare, perché la tua esperienza è da persona superiore, nonché da calciatore superiore, che potrà dire la sua anche a favore di determinate squadre che trascurano quello che stai facendo adesso tu oggi. Vincenzo, qua questo sollucchero lo rompiamo un po' con qualche messaggio che magari uno di quelli, qui ci sta il numerino, chiamate con WhatsApp, qualche messaggio che dà nei denti, ce l'abbiamo? Allora, in realtà Pippo, proprio su quello che stanno dicendo i due mister, no? Quindi su questa nota un pochino di pathos, arrivano una serie di messaggi per salutare la capriola del Cosenza Calcio, quindi appunto Emmanuel Rivière. Noi ad onor del vero dobbiamo dire, ce lo stanno chiedendo in molti, come mai Rivière non è rimasto al Cosenza Calcio? Beh, di fatto sarebbe sbagliato non aggiungere che sicuramente il DS Trinchera ha fatto di tutto, Pippo, per mantenerlo in società e di conseguenza, mister, per quanto dicevamo prima, acquisto piuttosto che tesseramento, sì, sono d'accordo con te, come si suol dire da noi, fino alla curva, nel senso che Emmanuel Rivière ha sicuramente vissuto con noi un anno felicissimo, un anno fortunatissimo, ma era sua intenzione. Io ho detto questo per dirlo, lui è venuto a Cosenza dicendo sono qui per rimettermi in gioco e ovviamente l'obiettivo è quello di andare in Serie A. era una punzecchiatura per incentivare a stabilire che i giocatori si acquistano e si tesserano. Sì. Quando si acquistano vuol dire che diventano di proprietà. Quando si tesserano sono utilizzabili per quanto riguarda l'annata alla società tipo Cosenza che se li vede tesserare. Però poi non sono in acquisto tipo Rivière e l'acquisto deve essere fatto durante. Se questo non avviene poi ti ritrovi l'anno prossimo sempre nella stessa maniera. Lo ha focalizzato anche Zunico, dicendo poco prima, siamo stati attenti
Ha detto se il Cosenza avesse avuto la forza di mantenere la stessa intelaiatura dell'anno scorso, che ha dimostrato di essere superiore a tante altre squadre, oggi partiva avvantaggiato e forse poteva mirare non soltanto alla permanenza, ma poi tutto può essere conquistato, no? Il calcio è volubile, è imprevedibile, ma sicuramente poteva partire con obiettivi, quest'anno puntiamo alla Serie A. Attilio, io a te girerei subito la parola, anche perché il calciomercato viene chiamato ovviamente, come dire, in causa, e il discorso Rivière, il discorso Rami, Boavista e così via dicendo, apre tutti gli scenari possibili, soprattutto per quanto riguarda la Regina, perché so che hai un'altra notizia grossa, so che si parla di un attaccante importante che ha messo su gli occhi il DS Taibbi. Attilio. Non è una novità, partendo da Rivière, diciamo che non c'entrava particolarmente con la Serie B. Il Cosenza è servito per rilanciarsi, veniva da un paio di stagioni abbastanza sottotono, reduce da problemi fisici importanti, e grazie al Cosenza Rivière è tornato sui suoi livelli, e giustamente il Cosenza, rispetto ad una proposta dalla Serie A come quella del Crotone, è chiaro che poi il calciatore faccia vincere l'ambizione di poter giocare per la prima volta in carriera in massima serie, e credo che siamo d'accordo tutti nel sostenere che Rivière abbia fatto la scelta giusta accettando la proposta biennale del Crotone. Sostanzialmente è sempre semplice parlare con il senno del poi, ma sono d'accordo sia con il mister Gagliardi Studio che con Giacomo in collegamento. È un rimpianto non poter mantenere i calciatori che comunque ti possono garantire realmente il salto di qualità. Vale per Rivière, il discorso può essere tranquillamente allargato su Asensio, che è l'obiettivo numero uno per l'attacco dello Spezia, del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso. È in programma un incontro all'inizio della prossima settimana per definire il prestito con il Genoa dallo Spezia, per cui, ritornando alla Regina, credo che qualche giorno fa, quando sostenevamo che la Regina non era pazza nel prenotare improvvisamente i biglietti e le visite mediche per Rami, non era una questione di prendere 48 ore di tempo, ma perché Rami aveva già deciso probabilmente di approdare al Boavista. E bene ha fatto la Regina a non ritornarci, e bene fa la Regina a non soffermarsi troppo su obiettivi che richiedono ulteriore tempo, e probabilmente non sono così convinti poi di sposare il progetto della Regina. Non è una novità che la Regina si stia avvicinando a grandi passi a Diego Falcinelli. Ad inizio settimana scorsa c'è stato un incontro che ha gettato le basi in maniera proficua per l'approdo di Falcinelli in riva allo Stretto. Mancano solamente anche in questo caso l'ultima convergenza sulle cifre, visto l'alto ingaggio di Falcinelli. Falcinelli percepisce 900.000 euro a stagione, non è un problema economico, il Bologna contribuirà in una minima parte a pagare l'ingaggio di Falcinelli, ma è Falcinelli la pedina scelta da parte della Regina per completare il reparto dopo l'arrivo in prestito dal Genoa di Charpentier. Tutto questo mette sul mercato logicamente Reginaldo, non ci sono offerte concrete al momento. Sarao piace al Catania e al Catanzaro, De Francesco piace al Catania che ha alzato il pressing nella giornata di ieri, per cui tra entrate e uscite il mercato della Regina può essere sintetizzato come un'autentica sliding doors. Assolutamente. Giacomo, tu stavi, perché purtroppo non ti sentiva, non c'era il ritorno Attilio Malena su quello che dicevi, ma io, oltre a passarti la linea, ti faccio una domanda chiedendoti soprattutto sarà una partenza di campionato a handicap per tutti, perché tutte le squadre non è che riescono a partire così dai e vai, sarà handicap per tutti, o sbaglio? Giacomo, che ho avuto la linea. Va bene, io la domanda la giro a te, mister. Ma io ti vado controcorrente, guarda una cosa. Certo. Allora, siamo in concorso di un momento difficile causato da questo signor pandemia, no? Lo chiamiamo signor pandemia, e che purtroppo ha investito anche il calcio. C'è chi da questa pandemia riesce a trarre il massimo e c'è qualcuno che in questo momento sta cercando di conservarsi per vedere le cose come vanno, perché la pandemia sicuramente non permetterà tanti movimenti in funzione di un pericolo di non incasso che le società potranno anche avere durante il corso di pandemia. Cioè, mancando il pubblico è normale che ognuno fa i conti meglio di come li faceva l'anno scorso. Ed io vado contro quello che la gente pensa. Fa bene Guarascio, vedi che ti dico.
E mo, scusate, non lo dico perché ho ricevuto notizie, ma Guarascio non ti andrà mai a pensare come un tesserato. Ma io non voglio, io sto bene dove sto. Anzi, ti devo dire la verità, per l'occasione, io l'ho dovuto... Quanti nemici mi sono fatto per venire qui? E cominciare da mia figlia che mi voleva a Catanzaro stamattina. Per ovviare sono andato in Sila con l'architetto Mendicelli che è un patito di funghi. E guarda caso però pensavamo di non trovarne e ne ha trovato un paniere lui e un paniere io e non voleva venire e invece avevo l'impegno con voi e in più Giovanni dice mi hai costretto, io non posso guidare a casa, come devo fare? Ha capito? Oggi non è una bella cosa essere qui invitato, vuol dire che stiamo regalando, però io è tornato Giacomo in linea, è tornato Giacomo, digli che poi continua, che no, anche perché sennò vai, alle 3:30 comincia lo stage. Che poi ricordami che devo continuare però. Sì. Giacomo, mi senti? Sì, benissimo. La domanda che ti facevo prima era questa: si partirà a handicap perché pandemia, campionati finiti da 15-20 giorni, fra 15 giorni si ricomincia, diciamo che si comincia non solo col freno a mano tirato, ma si comincia a 2 all'ora perché non è detto che tutti quanti, a parte le squadre di Serie C che hanno, come dire, hanno è vero il loro 40 giorni di preparazione, però non hanno il ritmo partita, non hanno le amichevoli, non hanno come dire, quella spinta che serve per partire all'inizio del campionato. Si partirà... Ma diciamo che ti volevo dire proprio questo, oggi con i metodi di allenamento nuovi, i preparatori che studiano tutto, sicuramente si partirà benino. Secondo me si farà fatica un po' nel periodo di metà campionato, dove la preparazione viene fuori. E poi si giocherà un po' di più domenica, mercoledì, quindi sicuramente un po' di fatica si farà più avanti. Inizialmente si partirà abbastanza bene perché finendo il campionato da poco, ripartendo subito, si partirà bene. La fatica verrà più avanti. Questo giustamente da tecnico, Vincenzo mi interrompe perché c'hai... No, ma di là da tecnico, da ex giocatore che vedo, tecnico l'ho fatto a Cosenza, l'ho fatto volentieri. Ma hai fatto tutta la cosa completa, da tecnico, da allenatore, da giocatore, cioè tu sei stato dentro al calcio e conosci i meccanismi. Sempre con la massima passione per i colori rossoblu, sempre con grande temperamento, sempre con il mio modo di fare. Assolutamente. Però, diciamo che un po' di fatica si farà quando ci saranno parecchie partite nelle gambe dove si dovrà tirare fiato, non si può tirare fiato perché poi sappiamo che a giugno ci sono i Assolutamente, europei, no? Anche perché ci sarà la Coppa Italia e si giocherà l'inizio campionato con ogni 3-4 giorni, quindi lì... Sì, si accumuleranno tante fatiche nelle gambe, tante partite e quindi chi avrà una rosa abbastanza ampia potrebbe avere ragione. Vincenzo. Io l'unica cosa che posso dire a Guarascio, al di là della qualità dei giocatori, è di fare una rosa ampia come ha fatto quest'anno, che poi alla fine è risultata vincente nel dopo Covid. Esattamente. Mister Zunico, così io la libero immediatamente. I nostri telespettatori le chiedono se farebbe l'allenatore del Cosenza, ovviamente dei portieri del Cosenza Calcio, e cosa pensa del nuovo giunto, il portiere Falcone. Bravissimo. Sicuramente è un giovane promettente, dove sicuramente dovrà lavorare e cercare di migliorare ancora quello che sono le sue qualità. Il ragazzo sicuramente viene da una buona scuola di portieri, Battara, da Sampdoria, quindi sicuramente avrà delle grosse qualità. Diamogli il tempo di ambientarsi, è un ragazzo sicuramente di grandi prospettive e io gli auguro di fare sicuramente bene, di fare, diciamo così, di iniziare da Cosenza una carriera importante. Assolutamente. Giacomo, per chiudere, Serie C, Catanzaro e Vibonese. Catanzaro quest'anno ha cambiato tutto quanto di nuovo, la Serie C quest'anno tra le altre cose ha il limite dei 22 giocatori in rosa, quindi se sbagli in acquisto sono dolori. Sì, no, è una regola un po' assurda, però ce l'avranno tutti questa regola, quindi il problema sarà di tutti, è come quando si dice ma c'era il vento, c'è il vento, c'è per te, c'è per me, no? La rosa dei 22 c'è per loro e c'è per altri. Sicuramente io non vedo mai di buon occhio
quando si cambia letteralmente tutto e si ricomincia da capo. Quando si ricomincia da capo devi ripartire da capo, rifare tutto, riavere di nuovo i stessi problemi che hai avuto l'anno prima, che è la stessa situazione del Cosenza. Se avessi avuto la possibilità di trattenere un po' di giocatori che quest'anno hanno dimostrato di essere giocatori che poi alla fine ci tenevano a fare quello che hanno fatto, perché hanno fatto un'impresa insieme al tecnico, sicuramente il Cosenza sarebbe partito avvantaggiato. La stessa cosa Catanzaro e il Vibonese, però secondo me Catanzaro deve fare qualcosa in più. Io ci ho giocato, è una piazza importante come lo è Cosenza, come lo è Reggio, nulla togliere alla Vibonese, ma io la Vibonese l'ho sempre vissuta come una società di Serie D, non ho mai visto una Vibonese proiettata alla Serie C. A me dispiace che delle 4 concorrenti di Serie B, tra Serie B e Serie A, che solo il Cosenza non abbia accarezzato questo sogno. Mi auguro che prima o poi anche il Cosenza accarezza questo sogno di Serie A. Questo è il mio unico rammarico che ho verso il Cosenza, di non essere riuscito a vincere un campionato di Serie B e portarlo in Serie A. Questo è l'unico mio rammarico. Avrei venduto un rene per cercare di portare il Cosenza in Serie A, però purtroppo non tutto si riesce, ecco. Grazie Giacomo, grazie per la tua passione, per la tua vicinanza ai colori rossoblu da parte dei tifosi ovviamente, e ti ringraziamo per questa, come dire, so che c'è questo impegno con lo stage, ti lascio libero, anzi ti faccio salutare sia dal mister Gagliardi e da Vincenza perché c'è. Buon pomeriggio, ciao, c'è la ciao, pubblicità, ciao, presto, ciao. rimanete con Auguri, noi. in bocca al lupo, Ciao, in bocca al lupo. bacio, grazie, ciao, ciao, ciao. Pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo in studio, dopo questa breve parentesi pubblicitaria, stavamo parlando con mister Gagliardi dell'importanza, mister, dell'organico, di avere un organico come dire, per affrontare comunque, numeroso. Così come veniva sottolineato anche da Zuricola, affrontare un campionato. Ci vogliono giocatori, è inutile. Pippo, poco prima parlando, no, facendoci parlare tutti, più o meno si sono date delle risposte, ma senza pensarci su e senza prepararselo sul foglietto. Assolutamente. E le risposte sono quelle che stavo dicendo prima e voglio continuare. Forse Guarasci in questo momento è l'unico che ha ragione più di tutti, ha capito? Perché aspetta, intanto perché è un parsimonioso, ma sulla scorta della sua esperienza positiva ancora di più aumenta l'attesa, che manda un po' in fribillomania i tifosi, quelli che aspettano subito i nomi, no? E invece lui se ne frega e fa bene. Guarda che io sto dicendo delle cose che non vorrei dire, poi magari qualcuno dice a casa viene, ma che stai dicendo pure tu? No, fa bene perché, parliamoci, così come bisognerebbe partire per tempo, per partire per tempo anche attrezzate, non avendo ancora tutti i giocatori acquistati o tesserati, se hai un buon settore giovanile puoi partire e andare avanti a fare la tua preparazione, a cui puoi aggiungere i giocatori che per tempo hai potuto valutare bene prima di farli tesserare o acquistarli, e sarebbe proprio il caso di questo momento in pandemia in corso, no? E allora ecco perché sono d'accordo, però nello stesso tempo dico chi va a fare le scelte? C'è un discorso che ti viene man mano dettato soltanto dal momento, oppure tu hai un metodo che porti avanti, hai capito? E su questo discorso io posso essere anche un po' dissenziente, perché non vedo molte opere che coinvolgono l'Inter nel momento delle scelte dei giovani. Perché se tu crei una base forte giovanile qui, tu puoi ti permettere pure di aspettare fino all'ultimo secondo. Tanto, così come ho detto prima, ma ditemi quanti giocatori rimarranno senza contratto? Noi ci stiamo affrettando, anche il Cosenza ha 2 o 3 giocatori, mi pare da quello che leggo, che fanno finta di non spingere, però vorrebbero il contratto. E su questo Guarascio tendenna, perché conosce intanto la roba che ha in casa, la vorrebbe migliore,
e poi dice alla sua maniera, però se non mi riesco ad arrivare alla cosa migliore mi contento di quelli che adesso vorrebbero che io firmassi il contratto. E fa bene a non firmarlo, perché quanti giocatori rimarranno fermi? In concorso di pandemia, quale società o quale presidente andrà a dire io spendo più di quello che ho pattuito, quello che è stato il costo dell'anno scorso? Ma dove? I contratti, li vogliono i contratti? Guarascio, glielo suggerisco. Guarda, Poi mi faccio nemico i giocatori. Ma a metà, chi vuole firmare subito a metà, perché i giocatori ne usciranno a centinaia. Se poi c'è Trinchera che è capace di andare a intervistare il mercato francese, di cui io sono un estimatore, ancora di più Guarascio deve seguire Trinchera, non far tesserare nessuno, falli andare. Tanto oramai ci siamo abituati, la squadra tu la fai all'ultimo secondo e per la tua piccola fortuna, chiamiamola fortuna competente, bisogna darti ascolto. E io chiamo in causa subito Attilio Malena perché da questa Francia pare che ci siano altri contatti. Attilio, che dici di questo Sanoko? Ce lo chiedevano già ieri, e noi ci siamo spesi sostenendo come è possibile che con la stessa agenzia che ha curato il trasferimento di Sakho in maglia Cosenza si sia intrapreso un ulteriore discorso per approfondire quello di Yaya Sanogo. Il mercato francese è sempre molto ricco, ha regalato soddisfazioni per quanto concerne Rivière, ci auguriamo tutti possa regalare delle grandi soddisfazioni per Sakho. Le caratteristiche e le qualità di questo calciatore non possono essere messe in discussione, è un talento vero e proprio ed è un colpo importante che ha centrato il Cosenza. Quando bisogna criticare è giusto che lo si faccia in maniera costruttiva, in questo caso il Cosenza merita i complimenti perché Sakho, per chi lo conosce bene, chi lo descrive come un calciatore di assoluto talento e polivalente in grado di poter esplodere da un momento all'altro. Per Yaya Sanogo al momento non ci sono riscontri diretti, non si parla di una trattativa al momento approfondita, pronta ad essere chiusa, si parla di un primo approccio, così come in molti ci chiedono riscontri sulla notizia che è stata svelata ieri su Ignazio Abate. Personalmente non ho particolari riscontri, giusto per rispondere a chi ce lo chiede da casa, non è una notizia di cui ho parlato io, però è chiaro che sarebbe una suggestione importante, ripeto, però personalmente non ho riscontri su Ignazio Abate. Ritornando su Yaya Sanogo, c'è stato un primo approccio, vedremo come si evolverà. Assolutamente, intanto io volevo farvi sentire le novità di Casa Crotone perché già abbiamo le prime interviste, soprattutto di questo rinnovo, di questo paladino Festa che è dietro le quinte, dietro Cordaz è difficile, come dire, uscire fuori, e di questo Magayan che è praticamente l'argentino, è arrivato alla corte di Stroppa. L'RVM può partire. Ho trovato il gruppo, l'ho trovato molto bene, l'ho trovato come ci eravamo lasciati, sono sempre gente che ha fame, gente agguerrita e stiamo lavorando in questi giorni, stiamo lavorando veramente bene, stiamo cercando di limitare al minimo gli errori. E da quando sono arrivato avevo 23 anni, ho imparato molto da lui, stando dietro durante l'allenamento, durante le partite eccetera, e anche fuori dal campo si è creato questo legame particolare che insomma sì, una bella amicizia, si è creata una bella amicizia. Bueno, muchas gracias, estoy muy contento, muy feliz de haber llegado y no veo la hora de poder estar con mis compañeros. Lógicamente en la situación en la que estamos por ahí los tiempos son un poco diferentes a lo habitual, así que tengo que esperar resultados de test y bueno, nada, no veo la hora de estar con ellos, de poder prepararme para ayudarlos, para ayudar al entrenador, para ayudar al club con lo poco o mucho que pueda hacer, así que estoy muy contento de estar acá. Muy contento di essere qua. No, scherzi a parte. Attilio, questo è un colpo. Questo significa che Spolli è con le valigie in mano, Attilio? Sia con le valigie in mano, anche perché il Crotone ha altri 2 colpi in canna. Parlo di Dell'Orco, con cui c'è un accordo già definito anche con il Sassuolo, ma bisognerà attendere che un difensore in esubero possa uscire, che sia Spolli o che sia Giotti. Con la conferma di Marrone e con l'arrivo di Magayan mi sembra ovvio che non ci sia particolare spazio per Nicola Spolli. Purtroppo è stata un'ultima stagione costellata da diversi infortuni. Oltre a Dell'Orco, il Crotone spera di sbloccare presto per regalare a Giovanni Stroppa un ulteriore esterno. Il nome individuato è quello di Rezza, con cui c'è già l'accordo con il ragazzo
per sbarcare in Calabria. Manca che l'Atalanta acquisti un sostituto. Con la cessione di Castagna al Leeds per 22 milioni di euro, l'Atalanta deve prima prendere un sostituto per poi eventualmente liberare Rezza in direzione Crotone, ma è un Crotone che si muove, secondo me giustamente, come diceva il mister in studio, nella miglior maniera possibile, anticipando i tempi, regalando a Stroppa almeno la squadra costruita per il 90%, per poi sfruttare gli ultimi giorni semplicemente per aggiungere dei ritocchi e poi realmente diventare competitivi. Rispoli, un esterno, un usato sicuro che conosce bene il campionato. Rivière ha dimostrato di poter sicuramente essere ai suoi livelli, per cui credo che sia abbastanza soddisfacente come il Crotone stia lavorando sul mercato dai primi giorni fino a regalare a Giovanni Stroppa queste 5 operazioni già definite. E allora Vincenza, so che stanno premendo, stanno scrivendo, stanno arrivando un sacco di messaggi, la parola tocca a voi telespettatori. Guarda Pippo, sì, stanno arrivando veramente tantissimi messaggi. In realtà Attilio ha dato già una serie di informazioni sia per quanto riguarda Yaya Sanogo e per quanto riguarda l'ex del Milan Abate. Sostanzialmente per lo più si chiedono informazioni su questi due giocatori. Detto ciò però, mister, ci sono un paio di domande per te. Io ovviamente te le faccio immediatamente. Chiedono, mister Gagliardi, hai puntualizzato che il comunicato, quindi ritornando alla questione Rivière, di acquisite le prestazioni, che sicuramente è come dici tu perché è un dato di fatto, funziona esattamente così, ma scrivono non bisogna però demonizzare i prestiti. Questo significa che quando si può si fanno accordi con ovviamente il diritto di riscatto e sostanzialmente avere comunque a disposizione un giocatore di serie superiore è comunque motivo di vanto per il campionato che è stato in questo caso posso giocato. Rispondere subito, certo. Perché non volevo. Io dico che in questo momento sono stato frainteso volutamente e dico che più che altro il cicchetto, quello che è stata la mia puntualizzazione, andava verso di te, che nel momento in cui davi la notizia dicevi che era stato acquistato. Io, dato che sono uno che ho acquistato, ho fatto acquistare e oppure fatto tesserare e ho tesserato, no? E volevo dire, ragazzi, amici miei, se ci andiamo a lamentare che il Cosenza ha perso Rivière, che il Cosenza ha perso Tutino, perché li ha persi? Li ha persi perché non erano stati acquistati, erano stati tesserati. E volevo per certi versi sollecitare un po' a stabilire chiaramente e dire al pubblico, amici, non lamentiamoci se poi questo che arriva, Sakho, non so come si chiama, no? Sì. Andrà via, perché se per tempo è stato tesserato solamente e non acquistato, potrebbe andare via e il Cosenza lo perderebbe e il Cosenza poi andremo a allannarci, partirebbe senza i vari giocatori che sono andati via perché acquistati non erano, che poi i tesseramenti in una squadra come il Cosenza, che è proiettato alla ricostruzione di tutto il suo plafond, la sua piattaforma di partenza, perché non dimentichiamoci, il Cosenza sta costruendo la sua piattaforma che dovrà portarlo in Serie A, lo abbiamo detto la volta precedente, perché ha un indotto di pubblico esageratamente numeroso, ma non soltanto in Calabria ma in tutta Italia, e si può permettere di costruirsi la piattaforma da dove poi per partire per centrare il massimo obiettivo. Io lo dico questo in funzione di una esperienza. Quando sono arrivati Pirlo e Callone, avete capito di chi parlo? Pirlo e Callone, quelli sono stati, diciamo, erano tesserati, non era che erano acquistati, sono andati via subito l'anno dopo, Baronio, sono andati, però quelli ci hanno permesso di andare a, cioè vuol dire che il Signore è soddisfatto da quello che dico, che anche i tesseramenti sono di grande qualità, debbono arrivare, solo che io dico, accanto al tesseramento, nel momento in cui si può, se c'è il giocatore forte da tenere tesserato e vincolato ancora un anno, e mi riferisco specialmente ai giocatori che conosce la società sportiva Cosenza e che l'anno scorso hanno permesso quell'esploit che nessuno riusciva a pensare potesse fare, allora bisogna avere fiducia. Questo, no? E allora mister, guarda, facciamo così che ti giro subito anche la seconda domanda e chiudiamo con la questione Rivière e Sakho. Sì. E io speriamo... sono qua, Pippo, scusami, ti ho spodestato. Tranquillo. Ma lui è un grande conduttore per questo motivo, che lui
lui riesce anche il sabato a coinvolgere persone che a quest'ora erano in sila a fare funghi fu- e ne Ma avevano dai, trovato un parliamo di panino. calcio, Con quali l'architetto, funghi? ma a Lutera l'architetto 10 ore libere, è Giovanna, dai. Dai, vai, Speriamo, Vincenza. speriamo insomma che con Sacco magari possa arrivare qualche news, come dici tu, che in qualche modo la società domanda, Vincenza, non perderti in possa parola. aggiungere qualcosina in più per trattenerlo qualche anno oltre ad uno, come giustamente hai puntualizzato. Andiamo però con la domanda ulteriore, e questa è un pochino più puntigliosa. Il nostro presidente si reputa un grande imprenditore, ma un imprenditore investe 100 per ottenere 1000. E nel calcio, vero, il sistema è quello che non si va a pescare nei campionati extra e quindi internazionali come quello francese, ma dovremmo pescare necessariamente nel settore giovanile. Cosa ne pensa mister Gagliardi di questo? È un invito a nozze. Cioè, poco prima ho già risposto, nel senso che la piattaforma si costruisce nel momento in cui si buttano le basi, si spendono determinati soldini per poter incentivare quello che è la crescita in loco, a Cosenza, anche del prodotto locale, perché io vi dico una cosa, guardate, e posso fare un riallacciamento alla mia piccola società, al mio piccolo bene. Sapete che ci sono 2 calciatori giovani su cui non abbiamo noi la perfetta conoscenza di come può crescere, quanto può crescere, perché hanno del talento puro, innato, che spesso i giovani hanno. Allora, per poter far questo ci siamo attivati a fare delle radiografie, a fare dei lavori intorno ai 2 ragazzini che sono di Cosenza, e ti posso assicurare, ce lo metto per iscritto, sono destinati a una cantera tipo come si dice, i brasiliani, gli argentini, gli spagnoli, no? Perché sono tipo Messi, no? Però non sappiamo quanto andranno a crescere. Ecco, questo significa che stiamo cercando di andare avanti nel nostro piccolo per portare avanti un certo tipo di metodologia che possa agevolare e aiutare la definizione di quelli che possono diventare calciatori oppure non lo diventeranno mai. Assolutamente, io voglio metterci un punto a questo discorso, dicendo anche, ricordandovi soprattutto a tutti che giustamente dicono perché qui non lì. L'anno scorso è arrivato Rivière a mercato chiuso ed è stato quello che è stato. 2 anni fa, ricordatevi, è arrivato Okereke, e l'anno scorso è arrivato Asensio. Se non arrivavano questi giocatori, Rivière, nessuno lo dimentica, è stato colui che ha tenuto alto l'attacco del Cosenza. Okereke è stato colui che nei playoff è stato determinante. Tutino, stesso discorso, tutti prestiti che ovviamente arrivano perché non puoi investire subito e ti devi affidare. Il tuo discorso, mister, quando tu mi dici che hai portato Pirlo e Callon, poi perché hai bisogno anche di quelli. Pippo, ti dico anche un'altra cosa. Il Cosenza deve smettere, così come tutte le società importanti dell'Interland, devono smettere di poter fare esperienza a gente che poi non dà ritorno. Il Cosenza dobbiamo metterci in testa, è quella società che rappresenta un intero panorama calcistico in maniera degna, perché i risultati ultimi, che deve pretendere, che si debba dare al Cosenza, non ricevere. Cioè, io te la dico subito, io non permetterei mai ad allenatori che arrivano a Cosenza per farsi le ossa e per poter dire io me ne vado e vado dall'altra parte. Chi viene a Cosenza deve pagare, perché il Cosenza è nella condizione di potersi fare pagare le prestazioni che fanno gli altri, che dà la possibilità di fare agli altri, di far fare agli altri. Il Cosenza è nella condizione di poter dire oh, vuoi venire, che mi dai? E questo ancora non gira in testa a chi di dovere. Io anche da questa emittente, sollecitato anche da te, perché sei uno che mi sa sollecitare bene, io mi espongo e dico: non pensate che venendo a Cosenza andando a Cosenza stiamo facendo il piacere al Cosenza. È il Cosenza che si è posto con i campionati che svolge, per quello che sta ottenendo nell'ultimo periodo, nella condizione di dire ma cosa mi dai per rimanere a Cosenza o per venire a Cosenza? Ed ecco perché dico a Guaraccio, lui non lo sa questo, ma io gliel'ho voluto suggerire. Ricordati che come stai operando fai bene, ma fai pagare a chi gli dà la possibilità di mettersi in mostra.
hai capito? Perché a Reggio si faceva così. Io sono andato lì e i primi 3 anni il presidente mi ha fatto firmare a scatola chiusa il prezzo che ha voluto darmi lui e io sì e no ce la faccia. Poi dopo, quando ha visto di che pasta ero fatto, ha straforato e di questo devo dire grazie. Un vulcano inesauribile, Franco, una storia. No, ma io voglio... Per carità, Pippo, no, sto parlando bene del storia. Cosenza e i tifosi mi devono storia. dire che sto dicendo la verità. Cosenza è una piazza ambita, non ci facciamo prendere in giro. In tutto il suo Interland, chi viene deve pagare pedaggio per potersi allenare nel Cosenza o nelle squadre pseudo intorno al Cosenza. E poi capita che magari con il 2x3 ti arriva qualcosa che magari non è andata bene, senza fare nomi. L'anno scorso, due giocatori Tringhera, che hanno... Tringhera, e Tringhera sai perché? Sì. Perché è venuto a Cosenza. Lì ha dimostrato di valere anche a piazze superiori, ma grazie alla sua abilità. Però appena è arrivato, poverino, non credo che ha guardato, no, per venire devo... mo glielo può dire. Così tutti quanti quelli che si apprestano. Parlano i fatti e io vorrei sentire Attilio, se no qua ce ne andiamo con un monologo Cosenza. Noi siamo una TV regionale, parliamo anche di Serie C, parliamo soprattutto di Catanzaro e Vibonese. Attilio, come dire, c'è stato questo rinnovo di Riggio, il Catanzaro comunque ha fatto altri colpi, ti lascio un po' la parola. No, faccio un passo indietro. Io credo sia anche abbastanza inutile soffermarsi e spronare il presidente Guarascia ad abbandonare la sua politica. La politica è questa: il Cosenza fa mai il passo più lungo della gamba, i fatti stanno dando ragione e ad un certo punto diventa anche abbastanza, come posso dire, anche abbastanza illogico poter pensare di cambiare la politica di un imprenditore, di un'azienda, arrivati comunque dopo dei risultati soddisfacenti. Tutto qui. Per quanto concerne il Catanzaro in questo momento sta attendendo determinate occasioni e determinati calciatori. Per esempio Blondet. Ieri lo stesso direttore sportivo Massimo Cerri ha confermato ciò che stiamo raccontando, che il Catanzaro sta aspettando la decisione di Blondet che sta attendendo anche a sua volta delle operazioni che potrebbero concretizzarsi. Il Catanzaro sta attendendo anche buone nuove per quanto riguarda Bubac, in attesa di liberare sia Celiento che Derisio in direzione Bari. Per quanto riguarda la Vibonese, invece la Vibonese, dopo aver ufficializzato Bacchini per la difesa, ha ufficializzato un altro arrivo, quello del difensore classe 1999 Rasi dall'Albino Leffe. A piccoli passi, in punta di piedi, anche la Vibonese sta lavorando per cercare di offrire a Galfano una rosa in grado quantomeno di potersi salvare e di non disperdere tutto il buono che è stato fatto nella scorsa stagione. Assolutamente, a caricatura di quello che dici, il direttore sportivo Trinchera sta dimostrando con i fatti, con i giocatori, quello che è accaduto in campo, che il campo comunque ha detto la sua. Occhiuzzi, il gruppo e tutto il resto hanno tirato fuori un finale di campionato, come dire, stellare. Prima di passare ai telespettatori, ho un RVM da farvi vedere, la conferma di Riggio a Catanzaro, ce lo sentiamo e dopo la parola passa a te, Vivienne. Riggio. Sono molto felice di essere ritornato qui, comunque in questa piazza dove mi sono cresciuto, dove ho gioito e spero continuerò a gioire anche in questi anni. Sono emozioni forti che solo chi ha l'onore di indossare questa maglia sa cosa si prova. Io quello che posso dire è che darò sempre il massimo, sicuramente conoscere la piazza, conoscere l'importanza di questa maglia e l'importanza degli obiettivi ti spinge a dare sempre il massimo e a superare quegli ostacoli che a volte pensi che sono impossibili, ma con la forza e con la tenacia si superano. Soprattutto a livello di mentalità, di spirito, di appartenenza alla città e alla maglia, quindi devo davvero ringraziare la società che mi ha ridato questa opportunità e li ripagherò sempre dando il massimo. Bene, prima delle domande delle 100 pistole salutiamo subito Attilio Malena che deve scappare via. Grazie Attilio, ci risentiamo.
Assolutamente, grazie a voi, buon proseguimento, un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao Attilio. La parola passa a Vincenza che adesso vai con la mitragliatrice. Allora, nostri telespettatori, ecco qua la domanda. Dopo l'arrivo di Moschella, che cosa faranno Tortelli e Carnevale, che di fatto hanno sostenuto e aiutato tantissimo anche mister Occhiuzzi? Mister Gagliardi. Sì, sì. Ah, io devo... Vabbè, Moschella e Carnevale. Moschella comunque, non dimentichiamo che è stato insieme a Occhiuzzi. E mi pare che sia stato con Occhiuzzi nel rende. Sì, esattamente. Cioè, vuol dire che si conoscono bene. Giugno e Spinelli io conosco allenatore. tutte e due. Posso dire che conosco un po' di più Moschella perché l'ho avuto come calciatore. Il mondo è piccolo. Io sono un vecchio, ma qual è vecchio, mister? Tu sei Io un ho libro avuto- parlante. Io ho avuto Moschella. Sei la storia del calcio Ho avuto per come noi, Moschella mister. come calciatore, devo dire la verità. Quando giocava era meno bravo che non come da quando allena, ti dico la verità. Però serio, pulito, un ragazzo in ordine. E ritengo che se l'ha scelto Occhiuzzi e che ha favorito il suo arrivo, vuol dire che i due hanno un buon feeling già prima di potersi incontrare nel Cosenza e auguro loro le migliori fortune. Per quanto riguarda L'altra domanda te la giro... Dobbiamo chiudere, siamo proprio addirittura d'arrivo, velocemente, È anche un perché complimento, mi fanno tanto. segnale e stiamo finendo. Mister, è un complimento, ti vogliono come osservatore del Cosenza Calcio, quindi... io te l'ho detto, io sono, sono un buon osservatore. Quando vengo qui osservo te, Grazie. che sei una signora ben in vista. E soprattutto mi rallegro di trovare il mio amico Pippo. Poi vengo volentieri, osservo quello che mi viene incontro e dagli altri mi sento sempre circondato di affetto e questo mi spinge a continuare nel rapporto con voi. Perché vuol dire che te lo meriti. Cioè vuol dire che se dalle altre parti mi dimostrano affetto, io sono un buon osservatore a cogliere l'affetto che mi si dà. Ma tu sei solo un grande, mister, io non mi merito tutti questi elogi che mi stai facendo, io assolutamente cerco di fare al meglio il mio lavoro. Gli altri. Io ringrazio te, ringrazio Vincenza. Grazie. Noi comunque oggi è corta perché è sabato e tu giustamente... Mi hai rovinato. Ma pure io, non ti preoccupare. Noi ci vediamo lunedì prossimo, stesso orario, stesso programma. Come sa anche la mamma, non cambiate canale, rimanete qui su TEN. Ciao ciao!